Hai visto? Hai visto? Qui i bambini possono venire qui davanti se vogliono. Adesso vi mostro la pietra che utilizzerò per suonare. Eccola qui. È un piccolo frammento di basalto. Quindi per esempio basalto, anche questo è basalto, però questo è naturale e questa è lavorata, è una pietra, un piccolo pezzo di basalto lavorato da Pinuccio Sciola. Questa pietra la utilizzerò per accarezzare la scultura e sentirete il suono. Siete pronti? Pinuccio Sciola diceva: questa è la memoria dell'acqua. Il calcare è una roccia sedimentaria, è acqua fossilizzata e quindi il suo suono ci ricorda un po' il mare, l'acqua. Suoniamo su questa parte liscia, invece la parte posteriore è solo estetica, artistica. Qui non suoniamo. Pinuccio ha scolpito con martello e scalpello e ha cercato di creare delle onde, il movimento dell'acqua, del mare. Ti è piaciuto il suono di quest'opera? Sì. Purtroppo anche questa scultura presenta delle rotture. È stato 24 anni fa, i più piccoli non c'erano ancora. Quanto tempo 24 anni fa? Era il 1996, i vostri genitori erano piccoli, avevano forse la vostra età. L'occasione è stato un festival di musica jazz, Berchidda, un festival di Paolo Fresu. Pinuccio ha portato le sue sculture e le ha suonate per la prima volta, quindi nel mondo della musica e nel mondo dell'arte ha veramente aperto un mondo, una novità. Avete visto tra le mani un'altra piccola pietra, anche questo è un basalto, levigato da Pinuccio Sciola e da questa parte invece è naturale. Adesso accarezzerò questa scultura e sentiremo la memoria del fuoco. Facciamo passare prima l'aereo. C'è qualche domanda? Qualche curiosità? Nessuna? Come ti chiami? Nicolò. Nicolò, dimmi. Come si sente la memoria della lava? La memoria della lava accarezzando la pietra. Adesso io la accarezzo e quel suono che tu senti è la memoria della lava, del fuoco. La storia, la memoria è la storia. Ognuno di noi ha la sua storia, anche le pietre hanno una storia. Pinuccio ci dice: la pietra non è uno strumento musicale. E che cos'è allora? Per me è una creatura. La pietra per Pinuccio era come sono gli animali, come sono le piante, quindi lui diceva: dobbiamo comportarci con la pietra avendo la stessa sensibilità, rispettandola, volendole bene. L'aereo è passato, adesso suono la scultura.
È un suono completamente diverso, vero? Rispetto a quello che abbiamo sentito del calcare. Il suono del basalto è un suono più cupo, profondo. Avete riconosciuto le note musicali? Pinuccio ha fatto un lavoro straordinario in questa roccia, perché quando ha deciso di intagliare la pietra, lui non era un musicista, era uno scultore. Quando ha deciso di tagliare la pietra, però con il disco diamantato, mentre la intagliava ascoltava il suono riprodursi, quindi sentiva il suono ottenuto e ha intagliato cercando di costruire questa scala musicale che un po' riusciamo a sentire. Le prime tre sono proprio do, re, mi. Ed è qualcosa di veramente eccezionale. L'altro lato è sonoro, però vedete non ho suonato e visibilmente questa parte è molto consumata, invece l'altra parte no. Non è necessario suonare su tutta la superficie, vogliamo che questa parte rimanga così, naturale, senza rovinarla. E anche perché soltanto qui in realtà andiamo a sentire questa scala musicale, che di là non sentiamo così bene. Concludo dicendovi che l'ultima volta che Pinuccio Sciolla ha suonato le sue sculture, sapete in che città si trovava? Era a Roma, in San Pietro in Vincoli, in una basilica dove è presente una scultura di Michelangelo, chiamata Mosè. È una scultura, è un uomo grandissimo bianco fatto di marmo e Pinuccio Sciolla ha raccontato, ha suonato le sue sculture più piccole, ha raccontato perché a scuola ci insegnano, vi insegneranno, che Michelangelo è morto arrabbiato. Michelangelo quando ha scolpito il Mosè percuoteva le ginocchia, gli domandava perché non parli, sembri vivo, ti manca solo la parola, parlami. E Pinuccio Sciolla ha detto in quella circostanza, se Michelangelo avesse utilizzato il calcare di Orosei per realizzare il suo Mosè, forse ne avrebbe sentito la voce. Perché il marmo è adatto per essere scolpito, non per essere intagliato. Tagliando il marmo si ottiene una polvere, quindi il marmo non rimane intatto. Può essere scolpito e possono essere realizzate delle opere figurative. Invece con i calcari, con i basalti, la Sardegna è un'isola molto antica e le pietre resistono ai tagli, come avete visto. Quando le sfioriamo appena ci raccontano la loro storia. Pinuccio diceva, le pietre della Sardegna hanno più storia da raccontare, evidentemente. Se non avete altre curiosità, altre domande, io vi invito a passeggiare per il giardino. Se non avete completato l'audioguida, vi invito a farlo perché ci sono delle belle sculture di cui scoprirete la storia e un racconto. È possibile fare delle foto. Vi chiedo appunto di chiedervi uno sforzo grandissimo, però vi chiedo di